Fonte dice no all'arrivo di più di 200 profughi, ma anche Oderzo è in rivolta. Ieri sera la fiaccolata per le vie del comune dell'Opitergino, cui ha preso parte anche il sindaco di Fonte, Massimo Tondi. È molta la rabbia dei cittadini. Lunedì sera ricorderete Consiglio Comunale di Fuoco, cui hanno partecipato anche tanti amministratori di tutta la provincia di Treviso. È partita una raccolta firme per dire che l'ex convento di Onè non può ospitare tutti quei disperati, tanto che durante la seduta consigliare è stata avanzata ed approvata all'unanimità la proposta di acquistare addirittura l'immobile da parte del comune. Io ho già spedito tutte le, diciamo così, intanto le firme che abbiamo raccolto lunedì sera al Consiglio Comunale, ma anche quei problemi di ordine sanitario che ci sono, e poi sono molto preoccupato anche per la sicurezza, perché 228 persone in uno stabile, non so come faccia il prefetto a essere sicura che la sicurezza è tranquilla. Io non mi sento affatto tranquillo, e neanche i cittadini. I cittadini che pagano regolarmente le tasse e eleggono dei deputati, dei senatori a Roma, pretendono che si risolva il problema, ma non in questo modo, perché deve intervenire l'Italia e deve intervenire l'Europa. Non possiamo farci carico di tutta l'Africa nel Veneto non ci sta.